L'Agragas martedì pomeriggio è ritornato ad allenarsi agli ordini di Gianfranco Favarin e domenica sarà regolarmente in campo a Ragusa. E questa è la notizia principale di questo servizio. Ma la notizia ancora più importante e significativa è che entro qualche giorno potrebbe registrarsi una svolta definitiva per il futuro Agragantino, un cambio di guardia alla guida della società. Al momento si stanno intrecciando riunioni il cui contenuto è avvolto nel mistero più fitto, ma fonti abbastanza informate asseriscono che l'Agregas è in procinto di intraprendere un nuovo percorso. Parallelamente arriva anche la notizia riguardante il finanziamento ufficiale regionale per l'illuminazione dell'impianto, ma anche dei lavori straordinari, e dove tutto dovrebbe iniziare entro la prossima estate. Tanta la carne al fuoco, come si può notare, con la speranza che tutto possa risolversi presto e nel migliore dei modi. E dopo un po' di dolce, adesso purtroppo un po' di amaro. Il giudice sportivo ha infatti emesso la propria sentenza disciplinare in conseguenza dell'ultima gara giocata domenica scorsa contro il Sant'Agata. Ci sono stati dei provvedimenti davvero pesanti, 700 euro di ammenda nei confronti dell'Acregas e poi una squalifica per 4 gare per Vincenzo Cheventuccio e per 2 gare per Michele Locurto e poi per una gara per Lamin Igningue. Non si dimentichi che è attualmente fuori il difensore Rechichi, appiedato la scorsa settimana per 4 settimane. Quindi questo è il quadro generale che riguarda l'organico biancazzurro. E concludiamo con un'altra notizia invece che interessa un ex tesserato dell'Acreas, vale a dire Nicola Terranova, che aveva iniziato la stagione in sella alla Nissa e poi esonerato a metà stagione. La notizia è che ritorna ad allenare, infatti il suo nuovo club è il Vittoria Compagine Iblea che milita nel campionato di eccellenza Girone B e che sta lottando per la zona playoff. Nel recente trascorso aveva vinto il campionato alla guida della stessa formazione biancoscudata, mentre in precedenza mister Terranova, che ha allenato tra gli altri il Gela, il Marsala e il Castrovillari, aveva vinto un campionato con l'Agregas ed una Coppa Italia con l'Icadicaté.